Il Pizzo de Vigno, o Monte Torre, è una piramide erbosa con una forma molto regolare, che lo rende riconoscibile anche da lunghe distanze. Lasciata l'auto al passo del Ginestro, si imbocca la strada sterrata che sale verso sud-est. Già nella prima parte del percorso ci sono ottimi panorami sui paesini dell'Alta Valle Impero e sui primi rilievi alpini. Dopo una serie di brevi saliscendi si arriva nei pressi del passo di San Giacomo. Sul valico c'è un bivio, bisogna andare a destra, dove c'è un segnale di divieto al transito veicolare. Giunti in un'ampia e panoramica radura, la strada diventa un sentiero. In questo punto il panorama sulle Alpi Liguri è straordinario, dal Monte Frontè al Pizzo d'Ormea. Il sentiero piega a sinistra e risale una panoramica cresta di erbe e rocce che porta ai 952 metri del Pizzo Montin. Lungo il percorso è facile incontrare dei tranquilli cavalli al pascolo. Da qui è possibile ammirare splendidi panorami anche sulla Valmerola e sulla Riviera Ligure. Arrivati sul Pizzo Montin, finalmente si vede la vetta del Pizzo de Vigno, Oneglia e la Corsica. Scendendo per lo spettacolare crinale opposto, si arriva in una sella dove si incrocia il sentiero per Chiusanico. In zona vi sono numerose caselle, antichi ripari in pietra che venivano usati nel periodo della Fienagione. Nei pressi della sella incontriamo un gruppo di escursionisti in discesa dal Pizzo de Vigno. Siamo agli ultimi passi prima della vetta e la grande croce metallica è raggiunta. Dai 988 metri del Pizzo de Vigno il panorama sulla riviera è stupendo e la Corsica appare in tutta la sua grandezza. Un uccellino lascia il segno del suo passaggio. Dopo uno spuntino è ora di prendere la via del ritorno, durante il quale possiamo goderci, al contrario, tutti i panorami dell'andata. Questo percorso è il più semplice e breve per raggiungere il Pizzo de Vigno, ma non per questo è meno panoramico e spettacolare degli altri.